Io credo che sia un inedito anche del rapporto tra un'istituzione della regione e la Chiesa nella sua modalità istituzionale, che è la conferenza episcopale. Costituiamo un protocollo per rendere sistemico l'impegno per la legalità, per organizzare di più e meglio il sistema di contrasto all'indifferenza, che costituisce il primo esercito di sostegno della cultura mafiosa, e per farlo dobbiamo creare reti di partecipazione, ma anche reti di conoscenza, in grado di rendere più efficace il contrasto, di creare sistemi, come dire, di cultura della solidarietà, di quella che io chiamo la creazione di una grande caritas della legalità che operi in tutto il territorio siciliano, affinché, come dire, la reputazione dei mafiosi venga sostanzialmente messa all'angolo, si marginalizzino. Ecco perché noi dobbiamo combattere i mafiosi non solo attraverso lo Stato, le sue forme investigative, l'attività giudiziaria, l'acquisizione dei loro patrimoni, ma dobbiamo contrastare i mafiosi anche sul piano reputazionale. Dobbiamo in qualche modo ridicolizzarli nelle nostre comunità e farli sentire estranei alla vita delle nostre città. Che in Sicilia non sono sviluppatissimi, per esempio come in Lombardia, un sistema diverso, però in Sicilia abbiamo una grande tradizione di, chiamiamola pastorale giovanile, sia da parte dei religiosi, i gesuiti, i salesiani naturalmente, e altri ordini religiosi, e le parrocchie, l'azione cattolica, sia da parte della scuola. Purtroppo alcuni di questi sistemi sono un po' in decadenza negli ultimi decenni, per cui il grande sforzo nostro sarà quello di fare alleanze e reti, appunto con la scuola, con gli altri organi, il protocollo mira a questo, per dare di nuova vita con nuovi metodi, con nuovi linguaggi all'oratorio, che sarebbe allo sport, che sarebbe il luogo dove tu, divertendoti, quasi non accorgendoti, vieni educato e introietti in te stesso i più grandi valori della convivenza umana, che sono di fatto anche i valori del Vangelo.